Stiamo iniziando un culto di celebrazione al nostro Dio. 1, 2, 3, in piedi, adoriamo e cantiamo e offriamo questo momento di adorazione a Dio. Ok? Oscuro impero ci donò perdono e pace e guarì tutte le ferite, siamo felici in Lui. Festa, allegria, è una danza di celebrazione all'unico Dio, Gesù, sul nome Gesù. Popolo
il suo nome, Gesù. Alleluia! Essa é uma celebrazione ao nostro Dio. Se tu sei qua oggi con noi la prima, seconda volta, tu pensa, ma che cosa strana è questo? Un culto di celebrazione al nostro Dio? Sì, e è proprio questo, stiamo celebrando perché la vittoria sulla morte, perché la risurrezione è per noi. Noi non abbiamo più paura della morte perché abbiamo la vita eterna. Prima di accomodarti, già dato un abbraccio a una persona al tuo fianco, già dato un buongiorno, una buona Pasqua, già hai detto che Dio ti benedica. E dopo potete accomodarvi e noi parleremo un po' della ragione di questa grande festa, di questa grande gioia. Io vorrei leggere un brano qua che per noi è una grande ricchezza, perché stiamo oggi celebrando questa Pasqua e la risurrezione. Sta in Matteo capitolo 28, dice così: ma l'angelo si rivolse alle donne e disse: voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, perché è risuscitato, come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli: egli è risuscitato dai morti ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, ve l'ho detto. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunziare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Noi stiamo celebrando questa vittoria sulla morte, andare su una tomba e non vedere più morto perché c'è la risurrezione, c'è la vita. Noi non stiamo cercando in mezzo ai morti quello che vive, che è vita, che è Cristo Gesù. Perciò oggi noi stiamo qua vivendo questa Pasqua, questa liberazione, questo passaggio, questo momento speciale per noi, perché noi crediamo nella vita eterna in Cristo Gesù. Amém. Gesù è risorto. Mi piace molto in romeno. Domitiano, come si dice? E che cosa devo rispondere? Se non avete capito, eu non ho capito. Ma quello che si dice, Gesù è risorto, alleluia, è vero che Lui è risorto. Giusto? Posso tradurre anche un culto in romeno, ok? Amém. Adoriamo e cantiamo, offriamo il nostro Dio. Giacobbe, l'Io son, Re di gloria, Figlio dell'uomo, son di molte acque, canti del tuo trono, forte come il tuono, la tua gloria si vedrà. Ascolta leone di Giuda, egli ruggirà. 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 Re di Sion, promessa sei, il Messia che venne a noi. Solo tu sei degno
Signore, prepara la via del 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 Signore, si innalzino i monti, si inchinino. Alleluia, gloria al Signore. Siamo qui questa mattina per lodare il grande Re, il nostro Gesù. È morto, ma è risuscitato al terzo giorno. Alleluia. La prossima canzone che canteremo è nuova, ma io vorrei leggere un versetto, 2 Corinzi 5, 14, che dice: infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono. Ed egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Alleluia. Gloria al Signore. L'amore del Signore ci costringe, perché noi siamo peccatori e noi abbiamo vergogna di questo, perché Lui ci ama così tanto che ha dato il suo unico figlio per amore di tutti noi, e Lui è morto per tutti noi, non solo per me o solo per un'altra persona, ma per tutta l'umanità. E Lui ci ama così tanto, e questa mattina siamo qui per offrire un culto a Lui, per festeggiare perché Lui è risuscitato. Alleluia. Allora adoriamo il Signore con questa canzone, impariamo insieme a noi. Amen. Io guardo e verso essa vado, del tuo dolor partecipare, delle tue opere cantare. Mio Salvatore,
al Calvario mostrò l'amor del Padre, il giusto Dio. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasse Dio, sconcertato mi avvicino, frammentato dal tuo amor. Meritata vita, per grazia riceve, per la sua croce, dalla morte mi salvò, mi diede vita, io ero condannato, ma adesso per la croce io fui riconciliato. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasse Dio, sconcertato mi avvicino, frammentato dal tuo amor. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasse Dio, sconcertato mi avvicino, frammentato dal tuo amor, sconvolgente il tuo amor. Redesi fui e mi mostrò quanto è fedele, sconvolgente il tuo amor. Redesi fui e mi mostrò quanto è fedele. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasse Dio, sconcertato mi avvicino, frammentato dal tuo amor. Dalla croce mi chiamasti, gentilmente mi attrasse Dio, sconcertato mi avvicino, frammentato dal tuo amor. Alleluia! Gloria a Dio! Santo, santo è il tuo nome, Signore. Alleluia! E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Lui è morto per noi. Cosa stiamo facendo? Almeno un minimo così per Lui. Che possiamo questa mattina riflettere, anche in questa prossima canzone. Lui si è fatto un'offerta, ha offerto se stesso per noi. Cosa tu puoi offrire questa mattina a Lui? Lui vuole soltanto la tua vita, la tua obbedienza, la nostra obbedienza. Lui vuole soltanto il tuo cuore, i tuoi pensieri, la tua vita.
La parola del Signore dice che Lui vuole tutto di noi, che possiamo adorarlo con tutta la nostra mente, nostro cuore, con tutto quello che abbiamo, che possiamo veramente questa mattina offrire a Lui. Non solo oggi per essere Pasqua e ricordare, ma tutti i giorni della nostra vita, che possiamo ricordare questo sacrificio che ha fatto per noi, perché ha fatto per sempre e noi dobbiamo ricordare per sempre. Alleluia. Cantiamo questa canzone, adoriamo a Lui, offriamo a Lui questo culto, perché non siamo qui per noi stessi o per venire soltanto qua per fare una colazione insieme o soltanto per vedere un fratello, ma per adorarlo, per celebrare a Lui, soltanto a Lui. Amen. Alleluia. Lui non aveva alcuna bellezza o maestà che potesse attrarci. Lui non aveva nessuna apparenza da desiderare. Fu rifiutato tra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa Lui la presentò per esaudire il Creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per poterci salvare. Fu rifiutato fra le persone, ciò nonostante portò i miei dolori. Il suo castigo ci dà pace e la speranza non svanirà. L'offerta per la colpa Lui la presentò per esaltire il Creatore. Lui morì affinché la sua luce in noi potesse brillare. Il figlio dell'amor si consegnò per potermi salvare. Tu sei l'agnello che per i nostri peccati fu calpestato senza dir una parola sola, ma dolor si arrese fino alla morte e gli versò la sua vita, provando l'ira amara, dando la sua dolce grazia e perdonarci vita. Grazie Signore, grazie Signore perché Tu ci hai donato vita. Grazie Padre perché Ti sei offerto Signore al posto nostro. Il castigo Signore
che meritava me, a tutti noi. Tu hai preso, Signore. Ma noi crediamo, Signore, che tu vivi dentro di noi. Tu sei, Signore, in mezzo a noi. Noi sappiamo che tu sei qui questa mattina. Padre, io ti chiedo di toccare, Signore, ogni cuore in modo speciale, magnifico, sorprendente. Che tutti noi, Signore, ogni persona che è qui questa mattina possa uscire, Signore, di queste porte diverse, completamente diverse, con i pensieri diversamente. Signore, che possiamo, Padre, mettere, Signore, la nostra vita, Signore, davanti a Te e possiamo, Padre, offrire ogni giorno, Padre, a Te, Signore, i nostri pensieri, le nostre giornate, tutto quello che faremo, Signore. È solo questo che Tu vuoi. Tu vuoi, Signore, che Tu sia presente ogni giorno nella nostra vita, nelle nostre cose, nelle nostre giornate, al lavoro, ovunque, Signore. Tu vuoi essere presente, ma questo dipende da noi, perché Tu sei qui, Signore, dentro di noi. Ma noi dobbiamo anche, Signore, mettere, Signore, Tu davanti. Dobbiamo, Signore, chiedere a Te, Signore, di accompagnarci la mattina, Signore, quando ci alziamo. Grazie, Signore, per il Tuo amore, Signore, verso di noi. Grazie, Signore, noi vogliamo soltanto ringraziarti, adorarti, celebrare a Te, Signore. Io ti lodo e ti ringrazio, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Potete sedervi. Ecco, adesso noi vedremo la buona Pasqua fatta dai bambini che noi abbiamo preparato con tanto amore, celebrando, e abbiamo già postato su internet, forse qualcuno su Instagram l'ha già visto, e noi vogliamo offrire alla Chiesa anche questo augurio di buona Pasqua e celebrando la Pasqua del nostro Signore Gesù. Venite con me e vi farò sapere la verità della Pasqua. Gesù è l'agnello di Dio che è venuto al mondo per compiere una missione molto importante. La sua missione era di far conoscere a tutto il mondo il regno di Dio e non solo. Oggi Lui ti chiama a fare parte di questa missione. Gesù ha preso il nostro posto ed è andato in croce per pagare tutti i nostri peccati. Quando Gesù ha versato il sangue lì in quella croce, ci ha resi liberi dal peccato. E così siamo diventati figli amati da Dio. Gesù è risorto e ha compiuto la sua missione. Egli è tornato al Padre, regna oggi e sempre regnerà. E la missione che ha lasciato a noi è di annunziare il suo grande amore per tutte le nazioni del mondo. Buona Pasqua! Una buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua a tutti! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Pasqua a tutti! Una buona Pasqua a tutti!
Per la via dolorosa, triste in Gerusalemme, un soldato apriva il passo a Gesù e la gente si accostava per veder colui che andava a morire. Il sul posto sanguinava per le ferite ricevute e sul capo una corona di spine, e sentiva ad ogni passo la gente che gridava la sua morte. Per la via dolorosa è la via del dolore, come agnelli di Dio Cristo Re Signore. Egli scese quella via per amor, per me, per te. Per la via dolorosa al Calvario lui morì. Per la via dolorosa, triste in Gerusalemme, un soldato apriva il passo a Gesù e la gente si accostava per veder colui che andava a morire. Per la via dolorosa è la via del dolore, come agnello di Dio Cristo Re Signore. Egli scese quella via per amor, per me, per te. Per la via dolorosa al Calvario lui morì. Quel sangue che purifica il cuore di ogni uomo scorreva in quel giorno in Gerusalemme. Per la via dolorosa è la via del dolore, come agnelli di Dio Cristo Re Signore. Egli scese quella via per amor, per me, per te. Per la via dolorosa al Calvario lui morì. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo di dolore, familiare con la sofferenza, pari a colui che davanti al quale ciascuno si nasconde la faccia, era spregiato, e noi non ne facemmo stima alcuna. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato, ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti.
Ok. È incredibile come stavo pensando, no? Mentre il pastore Caio apriva il culto, come il mondo sia riuscito a trasformare le feste, nostre feste, no? Le due più importanti che sono il Natale e la Pasqua, che sono due feste cristiane rappresentative, no? Del cristianesimo, e come delle feste mondane, ossia un fattore commerciale, no? E d'altronde il mondo non può fare altro. Sta a noi cristiani ricordare al mondo che cos'è la Pasqua, no? Siamo noi che dobbiamo ricordarci e soprattutto predicare la Pasqua al mondo per quella che è. Ed è interessante che la Pasqua, la prima Pasqua che è stata celebrata circa 3500 anni fa, no? La prima festa di Pasqua, che è una festa che ha istituito il Signore, ossia quando il popolo di Israele è stato liberato dai confini dell'Egitto, proprio quella notte è stata la notte in cui il popolo di Israele per la prima volta ha celebrato la Pasqua e gli equilibri del mondo sono cambiati, perché è interessante che la nazione più potente del mondo, che era l'Egitto, è stata devastata dalla mano di Dio, mentre la nazione più povera, più umile della terra, Israele, è stata innalzata da Dio. Ossia Dio fa le cose in questo modo, no? Abbassa i potenti e innalza gli umili. E quella Pasqua, quella notte rappresentava proprio la morte di Cristo, che è morto per liberare tutti quelli che credono in Lui attraverso il suo sacrificio e la sua purificazione del suo sangue. Io vorrei pregare prima di ogni altra cosa affinché il Signore possa parlarci questa mattina, ok? Chiudi i tuoi occhi e prega che il Signore possa parlare al tuo cuore. Nostro Dio, nostro Padre, siamo qua nella tua presenza affinché, Signore, tu possa parlare al cuore della tua Chiesa, parlare al mondo attraverso le nostre vite. Siamo disponibili, Signore, a essere usati da te. Ti prego nel nome di Cristo Gesù che ogni barriera questa mattina possa cadere, che noi possiamo ricordare, capire, Signore, in profondità cosa significa vivere la Pasqua e predicare al mondo questo Cristo che ancora non è conosciuto da tanti e che deve ancora nascere nel cuore di tante persone. Ti prego, Signore, che tu possa benedire la tua Chiesa con la tua parola. Te lo chiedo nel nome di Cristo Gesù. Amen. La parola Pasqua, pesa in ebraico, significa passaggio o andare oltre. Che cosa stava succedendo quella notte in cui è stata celebrata la prima Pasqua? Allora il Dio voleva liberare il popolo di Israele dalla schiavitù egiziana, 400 anni di schiavitù nella terra d'Egitto. Il Signore in quel tempo ha deciso: adesso è il tempo che il mio popolo può tornare e può andare nella terra che io gli farò vedere, che è la terra promessa. E quella notte un angelo del giudizio, un angelo della morte sarebbe passato per tutte le case, sia degli egiziani che degli ebrei. I casi degli egiziani, tutti i primogeniti sarebbero morti, mentre le case dove c'era il sangue dell'agnello che è stato sacrificato sarebbe stato risparmiato, ossia le case degli ebrei. E da lì in poi, quella notte, il popolo ebraico ha cominciato a contare il tempo, ossia Dio dice così in Esodo capitolo 12 versetto 2 e dice: questo mese sarà per voi il primo dei mesi dell'anno, ossia la storia di Israele ha cominciato esattamente nel tempo in cui è stata sacrificata la Pasqua per la prima volta, circa 3500 anni fa. In questo passaggio tra la schiavitù e la libertà ci sono 4 passaggi importanti che noi mediteremo stamattina. Il primo passaggio è il passaggio dalla morte alla vita, ossia quando è stata celebrata la Pasqua, la morte è stata sconfitta e la vita ha cominciato nel popolo di Israele. E dice così la parola di Dio, sempre Esodo capitolo 12: parlate a tutta la comunità di Israele, dite: il 10° giorno di questo mese ognuno prende un agnello per famiglia, un agnello per casa. Lo osserverete fino al 14° giorno di questo mese e tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. Allora provate a immaginare un agnello
un agnello che è la creatura più dolce, più tenera, più mansueta di tutta la terra, doveva essere preso il 10° giorno del mese, portato nella casa. Questo agnello doveva vivere 4 giorni insieme alla famiglia, mangiava insieme alla famiglia, dormiva insieme alla famiglia e la famiglia si abituava come un cagnolino, no? Al 14° giorno tutta la famiglia si doveva riunire, doveva sgozzare questo agnello e nel momento in cui questo agnello veniva sgozzato, il sangue veniva preso, sparso sugli stipiti delle porte e quando l'angelo del giudizio sarebbe passato non avrebbe consumato quella famiglia. Perché? Perché il sangue dell'agnello proteggeva le loro vite. Allora sta attento, molto interessante questa cosa. La prima cosa che dobbiamo imparare qua è che la responsabilità della morte di quell'agnello era esattamente di chi metteva il coltello alla sua gola. Quell'agnello tenero, dolce e mansueto doveva essere ucciso da chi l'aveva colto in casa, ossia nella mente di chi lo sacrificava doveva essere ben chiaro che quell'agnello moriva per responsabilità sua. Ma nel momento in cui questo agnello veniva sacrificato, la vita cominciava nel popolo di Israele, la vita cominciava a scorrere in loro, una vita spirituale che mai avevano sperimentato. Noi facciamo una fatica enorme a realizzare che quando noi diventiamo cristiani, quando noi accettiamo la morte di Cristo come espiazione per tutti i nostri peccati dall'inizio fino alla fine, e la parola di Dio dice che ogni nostro peccato, sia passato, presente e futuro, sono stati cancellati dal sangue di Cristo, noi cominciamo a vivere una vita spirituale completamente nuova. Passiamo dalla morte spirituale alla vita spirituale e noi diventiamo, come dice la parola di Dio, nuove creature in Cristo Gesù, ossia Cristo fa un'opera completa, radicale, profonda nella nostra esistenza e noi siamo nuove creature. Questa è la cosa più difficile che un essere umano riesca a comprendere. Se c'è una cosa che l'essere umano veramente non comprende è la risurrezione. Cristo ci mostra attraverso un atto spirituale che noi siamo risorti in Cristo, cominciamo a vivere una vita spirituale in Cristo. Io sfido chiunque di voi a non pensare che a volte sembra che noi siamo, come cristiani, il miglioramento di quello che eravamo prima. Ossia, noi a volte diciamo: Signore, ma quanto lavoro devi ancora fare nella mia vita? E questo è vero. Il Signore fa un'opera di santificazione graduale nella nostra vita. Ma la cosa interessante è che Dio dice che noi siamo nuove creature in Cristo Gesù. Il nostro passato non ci può influenzare più. La nostra vita precedente non ci può influenzare più. Dio fa un punto zero e comincia a darci vita spirituale. Noi cominciamo a aprire gli occhi sul mondo spirituale e la nostra vita si riempie di pace, si riempie di tranquillità. Perché? Perché il nostro Signore ci ha portato dalla morte dell'Egitto alla spiritualità, alla vita della terra promessa, dalla morte del peccato allo Spirito Santo di Dio che abita dentro di noi, perché quel seme che Cristo ha messo dentro di noi è morto, si è spezzato e la vita ha cominciato a fiorire dentro di noi. Allora è interessante che Cristo ha detto: se il seme non muore rimane da solo, ma se muore porta molto frutto. Quindi la Pasqua, la prima cosa che impariamo dalla Pasqua è che è un passaggio dalla morte spirituale alla vita spirituale. Il popolo che veniva liberato dall'Egitto cominciava un cammino spirituale con il Signore, ogni giorno dipendendo da Lui, in una vita spirituale che pienamente poteva dare loro soddisfazione. Ma noi sappiamo com'è andata a finire, no? Il popolo di Israele ad ogni difficoltà ha cominciato a lamentarsi. E io dico una cosa, carissimi, Deuteronomio capitolo 1 dice che il cammino dalla terra promessa dall'Egitto alla terra promessa durava, dice, 11 giorni. Ma questi uomini non hanno capito il passaggio dalla morte alla vita e hanno camminato nel deserto per 40 anni perché non hanno accettato che la vita abitava dentro di loro. Paolo aveva capito benissimo questo principio e in Galati 2,20 dice così: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che ci ha amato e ha dato se stesso
per me. La vita di Cristo abita dentro di te. Credici con tutto te stesso. Sei una nuova creatura, il tuo passato non ha più influenza su di te, le catene sono state spezzate, il peccato non può più controllare la tua esistenza. Credi in questo, sì o no? Amen? Gloria a Dio per questo. E quindi il passaggio, la Pasqua è il passaggio dalla morte del peccato, dalla schiavitù del peccato alla vita spirituale in Cristo Gesù. Il secondo passaggio che la Pasqua ci fa vedere in questo testo biblico è il passaggio dalla schiavitù alla libertà. Interessante come il popolo di Israele ha vissuto quella prima notte di Pasqua e il Signore ha dato delle indicazioni ben precise per mangiare la Pasqua quella notte. Dice così: mangiatelo, ossia mangiate l'agnello del sacrificio in questa maniera, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari i piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua del Signore. Ossia, state attenti, per 400 anni questo popolo è stato abituato a essere schiavo. La loro mente ogni giorno ragionava come schiavi. Ma il Signore a un certo punto ha detto: io vi libererò dalla schiavitù d'Egitto e comincerete a vivere una libertà che non avete mai vissuto in vita vostra. Forse ho già raccontato questa esperienza. Mia zia aveva un piccolo canarino, no? E ce l'ha avuto per quasi 20 anni. Ogni tanto mi ricordo del canarino che c'è nella gabbia dell'ufficio del pastore Caio. È interessante che mentre proprio negli ultimi giorni di questo canarino mia zia stava percependo che questo canarino sarebbe morto e ha aperto la sportellina della gabbia, no? E questo canarino è uscito dalla gabbia, è salito sul tetto e ha detto: mia zia, finalmente provo un pochino di libertà. No, ma interessante che il giorno dopo mia zia ha trovato in questa gabbietta la gabbia aperta e il canarino era andato a morire esattamente nella gabbia. Perché? Perché nella sua mente quella era la sua casa, nella sua mente quello era il posto dove quel popolo avrebbe mangiato. La stessa cosa è successo al popolo di Israele. Ogni volta che loro affrontavano la libertà non riuscivano a sopportare la libertà e si ricordavano del cibo dell'Egitto e si ricordavano delle cipolle, dei meloni, delle angurie che mangiavano in Egitto, e il Signore continuava a dire: siete liberi, siete passati dalla schiavitù alla libertà, siete passati dall'Egitto alla terra promessa. 11 giorni ci sono di cammino, ma quel popolo non ha capito la libertà a cui era stato chiamato e ha girato nel deserto attorno al monte Oreb per 40 anni perché la libertà per loro era troppo pesante da sopportare. Cosa tristissima. E il Signore dice: allora mangiate così la Pasqua, perché nella loro mente doveva essere ben chiaro che cos'era la libertà. Gli dice: mangiate la Pasqua in questo modo, con i vostri fianchi cinti, con i vostri calzari i piedi, con il vostro bastone in mano, e mangiatela in fretta. Ossia, il popolo era schiavo e voi sapete che gli schiavi non avevano le scarpe, non avevano i sandali, dovevano lavorare a piedi nudi, dovevano lavorare sempre con una mentalità da schiavo. Il Signore dice: mettetevi i sandali e state pronti a partire, prendete il bastone in mano, voi avete l'autorità di vivere la vostra libertà. Allora sta attento, io non so tu, ma io sono arrivato al Signore che avevo più o meno 29 anni quando ho ricevuto Cristo come personale Signore e Salvatore. E c'è una cosa interessante, che fino ai 29 anni la mia vita io l'ho passata nel mondo, e ti posso assicurare che a volte mi vergogno anche a raccontare quello che io ho combinato nei primi 29 anni di vita. E quando tu vivi nel peccato, il peccato forma la tua mentalità. Il peccato forma le tue attitudini, il peccato forma i tuoi sentimenti. E quando tu entri nella vita cristiana, questi sentimenti, questa mentalità e questa volontà ti inseguono e ti inseguono continuamente. Tu devi continuamente fare una scelta tra cos'è libertà e cos'è schiavitù, e i peccati cominciano a far capolino nella tua vita, ma tu devi dire: no, io non voglio, perché io non sono più schiavo di questa mentalità, io sono schiavo di Cristo, come l'Apostolo Paolo ha detto. Paolo, schiavo di Cristo, è così che legge, è così che inizia la lettera ai Romani. Non a caso alla Chiesa italiana Paolo ha scritto: io sono un piccolo, tu sai che cosa vuol dire la parola Paolo, il nome Paolo?
Paolo significa piccolo e subito dopo dice Paolo, schiavo di Gesù Cristo, chiamato a essere apostolo. Ciascuno di noi è un piccolo schiavo di Cristo, schiavo della libertà, e la libertà è la cosa più bella che esista, cari miei. Quando noi ci liberiamo dalle catene del peccato, noi cominciamo a vivere una libertà che il nostro cuore comincia a desiderare con tutto il nostro cuore, ma il nostro Egitto deve essere sconfitto. Il popolo di Israele ha vinto attraversando i confini dell'Egitto, però c'è una cosa, è uscito dall'Egitto, ma l'Egitto non è uscito da loro. E l'Egitto ha continuato per 40 anni a tormentare le loro esistenze. Noi dobbiamo liberarci dall'Egitto perché il Signore ci chiama alla libertà. E loro hanno dovuto indossare in questo modo e consumare la Pasqua in questo modo perché? Perché il Signore voleva comunicargli: tu sei libero, non sei più schiavo, smettila di pensare da schiavo. Io sono qua per dirti stamattina che c'è un Dio che può liberarti da ogni catena spirituale che tu stai vivendo. Sei stato chiamato alla libertà, non sei più schiavo di nessun peccato. È così che dice la parola di Dio. La nostra Pasqua è Cristo Gesù, il Signore, e Lui ci libera da ogni schiavitù, da ogni catena spirituale, da ogni catena di tenebre. Il diavolo ha tenuto stretto il popolo di Israele per 400 anni, ma quando è arrivato Dio, nel giro di 10 giorni, il popolo è uscito dall'Egitto. Perché? Perché Dio li ha liberati e li ha vivificati in Cristo. Guarda che cosa ci promette la parola di Dio nella lettera ai Romani, capitolo 6, da 12 a 14. Questo è Paolo, l'uomo più schiavo di questa terra, l'uomo più religioso di questa terra, l'uomo che era capace di vivere una schiavitù religiosa terribile. A un certo punto, sperimentando la grazia di Dio, dice: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, e non prestate le vostre membra a peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come morti fatti viventi e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti, e guarda qua che promessa che ci dà il Signore, infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete sotto la legge ma sotto la grazia. Se la tua mente è tormentata e tenuta prigioniera dal peccato, il Signore ti sta dicendo: adesso in poi la Pasqua di Cristo ti dice che sei libero. Le catene non ti possono più tenere stretto, perché il potere del peccato non ha più potere su una persona nata di nuovo. C'è un aneddoto molto interessante che racconta Agostino di Ippona, che è uno dei più grandi pensatori cristiani dell'antichità, del IV secolo d.C. E lui dice che lui era appassionato di una donna che l'ha fatto quasi andare in perdizione, ok? E questa donna rappresentava il suo idolo. Quando lui si è convertito, è scomparso dalla vita di questa donna, è scappato da questa donna, e questa donna a un certo punto, dopo alcuni anni, lo ritrova in mezzo alla gente, lo comincia a chiamare, e lui continua ad andare avanti e fa finta di non sentire questa donna, finché questa donna corre, lo prende e gli dice: ma come, non mi riconosci più, non sai chi sono io? Sapete qual è stata la risposta di Agostino? Ha detto: sì, io so chi tu sei, ma sono io che non conosco più me stesso come ero prima. Io non sono più lo stesso da quando ho conosciuto il mio Signore Gesù. Cristo ci libera da tutte le catene del peccato e ci chiama dalla schiavitù alla libertà. Mettiti i sandali, legati il vestito in vita, mangia la Pasqua in fretta. Perché? Perché è ora di scappare dall'Egitto, è ora di scappare dal peccato, è ora di scappare dalla schiavitù. Cristo ci ha voluto liberi. Il Signore ci liberi da ogni catena spirituale attraverso la nostra Pasqua, che è Cristo Gesù il Signore. La Pasqua rappresenta il passaggio, il terzo passaggio, dalle tenebre alla luce. Sta attento che cosa dice in quel testo. Dice: tutta la comunità di Israele riunita lo sacrificherà al tramonto. L'agnello veniva sacrificato nel momento più buio della giornata, ossia mentre il sole calava, mentre la notte arrivava, l'agnello veniva sacrificato. Ma però la parola di Dio ci dice al versetto 22: nessuno di voi varchi la porta di casa fino al
mattino. Allora sta attento, nella mente del popolo ebraico doveva essere chiaro questo passaggio. Passiamo dal regno delle tenebre al regno della luce. Il passaggio dalle tenebre alla luce. L'Egitto era chiamato l'impero del sole. Chi era il dio principale dell'Egitto? Era il dio Ra, il dio sole. E Dio a un certo punto, la nona piaga, manda proprio le tenebre. E il mondo oggi sta camminando nella stessa direzione tenebrosa. Ti sei accorto che il mondo va di male in peggio oggi? E sai una cosa, fra poco la parola di Dio ci dice, queste profezie si stanno compiendo sulla terra, arriverà il regno dell'anticristo. E questo regno dell'anticristo, un uomo che governerà tutta la terra, è molto chiaro per me nella parola di Dio. I segni stanno veramente essendo molto chiari sulla terra. Oggi in Europa le nazioni cominciano a minacciarsi l'una con l'altra con armi nucleari. Non so se hai sentito questa cosa, no? Putin sta dicendo, noi abbiamo le armi nucleari molte di più di quelle che avete voi. Ossia, la Francia comincia a minacciare la Russia comincia a minacciare Francia e Stati Uniti, l'Europa si organizza per armarsi. Oggi, qualche giorno fa, la nostra ministra, la nostra capo della Commissione Europea, la signora von der Leyen, ha detto che l'Europa si deve riarmare per andare a combattere. La pacifista, tranquilla e molto progredita Europa sta cominciando a pensare a una guerra che non c'è mai stata. Ok? Perché? Perché il mondo sta andando sempre più nelle tenebre. Fra poco arriva l'anticristo, prenderà in mano il potere di tutto il mondo, le nazioni saranno riunite attorno a lui, ma la parola di Dio ci dice in Apocalisse che Dio a un certo punto nel regno dell'anticristo manderà tenebre anche là, tenebre che non saranno tenebre normali, e il regno dell'anticristo la soffriranno tantissimo, perché queste tenebre saranno tenebre di sofferenza e il regno dell'anticristo sarà consumato da queste tenebre. Cosa terribile, ma la parola di Dio ci dice in 1 Giovanni capitolo 1 versetto 7 che noi stiamo passando dalle tenebre alla luce. Quando noi riceviamo Cristo come personale Salvatore Signore, passiamo dalle tenebre alla luce. Dice, ma se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Allora sta attento. Quando è che una famiglia si spacca? Quando è che una chiesa si divide? Quando uno cammina nelle tenebre e l'altro cammina nella luce. E noi come cristiani stiamo passando ogni giorno di più dalle tenebre alla luce. La nostra personalità, se tu lavori con la santità di Dio, quella tenebrosa sta cominciando a andare sempre più lontana da noi e noi stiamo camminandoci verso la luce della santificazione. E se noi camminiamo nella luce come Egli nella luce, dice la parola di Dio che abbiamo due cose importanti che viviamo. Primo, siamo purificati dal sangue di Cristo, e seconda cosa, noi abbiamo comunione gli uni con gli altri. Nella testa del popolo ebraico doveva essere chiaro che dovevano passare dalle tenebre alla luce per avere comunione gli uni con gli altri e essere purificati da ogni peccato. Dio non solo ci perdona dai peccati attraverso la Pasqua, Dio ci purifica da ogni peccato, rende pura la nostra anima in Cristo Gesù, attraverso il sangue di Cristo Gesù, attraverso l'opera profonda che il Signore ha fatto attraverso di noi. Il quarto passaggio della Pasqua e ultimo, è il passaggio dalla dipendenza alla provvidenza. Questo passaggio è importantissimo nella vita di un cristiano. Allora sta attento cosa dice Esodo 16. I figli di Israele dissero: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo intorno a pentole piene di carne e mangiavamo a sazietà. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora sta attento. Avevano fatto questo passaggio psicologico, mentale, spirituale attraverso la liberazione? Il popolo di Israele? No. Continuavano a pensare a che cosa? Al cibo che mangiavano in Egitto. E quanti cristiani purtroppo poco maturi pensano
al divertimento, alla gioia che avevo quando ero con i miei amici. Questa idea sbagliata che Cristo e il cristianesimo ci tolgano qualcosa è completamente sbagliata. Noi non dobbiamo essere nostalgici del nostro tempo passato. Come ho raccontato domenica scorsa, no? Quando io mi sono convertito, e io ero un discotecario di quelli proprio scatenati, ok? Io penso che andavo giovedì, venerdì, sabato e domenica in discoteca ogni settimana. Ossia, la mia mancetta era investita in discoteca e alcolici, ok? Questa era la mia vita. E un giorno, quando ho conosciuto il Signore mi ha preso proprio veramente in modo forte, potente. E mi ricordo questo mio amico che veniva sempre con me, e un giorno, un sabato sera, dopo che giovedì e venerdì non sono andato a ballare quella settimana, il sabato è venuto a casa mia e ha detto: ascolta, ma cosa sta succedendo? Perché non vieni fuori a ballare neanche questa volta? E sapete che cosa mi ha trovato a fare? Mi ha trovato a leggere quel sabato sera tutto il libro di Giobbe. Ossia, che non è un libro così leggerino, no? Ma per me la gioia più grande era studiare la parola di Dio. Il sabato sera l'ho dedicato, e quei sabati sera li ho dedicato da quel momento in poi a studiare la parola di Dio. E che gioia, gente, non sentivo la mancanza del mondo, no. E quella è stata per me un passaggio dalla dipendenza di un peccato, la dipendenza di vivere qualche emozione forte, alla provvidenza di Dio. E il popolo continua così in questo testo. Allora il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così lo metterò alla prova e vedrò se cammino o no secondo la mia legge. Interessante che ogni giorno il popolo usciva e il pane cadeva dal cielo. In Egitto dovevano guadagnarsi il cibo lavorando come schiavi. In quel momento invece, da oggi in poi, io provvedo per voi. Io provvedo per la vostra alimentazione, io provvedo per la vostra vita, io provvedo tutto quello che avete necessario, io so che cosa avete bisogno, occupatevi del regno della giustizia di Dio e io tutto il resto ve lo aggiungo. Basta essere ansiosi per la vita, perché il pane cade dal cielo. Occupati senza preoccuparti. Sei preoccupato per la tua vita? Sei ansioso per la tua vita? La Pasqua dice: sei passato dalla dipendenza dell'ansietà alla provvidenza. Dio provvederà per te per ogni necessità. Questa è la nostra Pasqua. Il nostro Dio è onnipotente, gente. Salmo 37,4, che è il salmo della nostra famiglia, dice così, come dice Isa. Posso dirlo io? Sì. Salmo 37,4, ci siamo ricordati quando siamo venuti qua a Treviso nel 2016. Dice così: metti il tuo diletto nel Signore e Lui appagherà i desideri del tuo cuore. Abbiamo trasformato la nostra ansia nel 2016, dobbiamo trasferire una famiglia, 50 anni passati in una città conoscendo tutto e tutti, tutto era vicino, tutto era comodo, ma il Signore ci ha portati qua e non ci ha fatto mai mancare niente, mai. Noi abbiamo messo Dio al primo posto e Lui ha provveduto per noi, perché questa è la nostra Pasqua. Sapete, è interessante che la parola di Dio, ci sono tanti testi che lo dicono, dice che in Egitto bastava che tu passassi il tuo piede, il tuo tallone, e si faceva un piccolo canale. Voi sapete che la civiltà egiziana è nata attorno al Nilo, no? Il Nilo
C'è un detto egiziano, noi siamo stati in Egitto, io e mia moglie, qualche anno fa, tanti anni fa, che dice così: l'Egitto è un dono del Nilo, okay? Ossia l'Egitto vive in funzione dell'abbondanza che il Nilo dà. E gli egiziani, interessante che basta che facciano un piccolo solco e già irrigano un campo perché l'acqua scorre in modo naturale vicino al Nilo, ok? E quando Dio ha chiamato il popolo di Israele per andare nella terra promessa, non so se avete mai letto nella parola di Dio che loro aspettavano la prima e l'ultima pioggia. Quante volte viene ripetuto questo detto, no? Aspettiamo per il raccolto la prima e l'ultima pioggia. Loro non avevano un'irrigazione come avevano in Egitto, ma dovevano dipendere dalla prima e dall'ultima pioggia che Dio mandava. La prima pioggia era per la semina, l'ultima pioggia era per il raccolto, ma dovevano dipendere completamente da quello che Dio mandava. E tu dipendi da quello che Dio manda ogni giorno. Tu fai il tuo lavoro, ma dipendi esclusivamente da Dio per quello che Dio è e per quello Dio che farà ogni giorno. Dio promette che ci dà libertà, ce la dà. Dio promette che ci dà santificazione, ce la dà. Dio promette che ci dà tutto quello che necessita, ce la dà. E Paolo, scrivendo dal carcere, dice così: il mio Dio, Filippesi 4,13, il mio Dio provvederà magnificamente a ogni vostra necessità secondo la gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Amen. Basta essere ansiosi. Arriverà la casa, Samuel. Arriverà il tuo lavoro. Arriverà quello che tu aspetti. Forse anche di meglio. Ma sai perché? Perché Dio sa esattamente quello di cui tu hai bisogno. E a volte le nostre richieste, la risposta di Dio è no. E la risposta no è quella che ci fa più infuriare di tutti, no? Ma Signore, io penso che questa cosa vada bene. E Lui dice, no, non va bene. E sai perché? Perché io ho qualcosa di meglio per te. E con Dio e con Cristo noi abbiamo sempre il meglio, ma il meglio che ci fa bene, il meglio che fa bene alla nostra anima, non quello che noi vogliamo, perché noi vogliamo i lecca-lecca, mentre Dio ci vuole dare la medicina. C'era una farmacia vicino a casa nostra, a Mantova, nella nostra città di origine. Lo so che l'ho raccontata tante volte, ma ci sono tante persone nuove, è molto interessante questa storia, no? E spesso, quando mia moglie era al lavoro, io dovevo andare in farmacia a prendere i farmaci per i miei figli, no? E i miei figli venivano con me perché erano piccolini, no? E appena tu entravi in questa farmacia, sulla destra c'era una palla di vetro piena di ciupa ciupa, no? Di lecca lecca. E avanti, invece, in fondo, c'era il banco delle medicine. Appena i miei figli entravano nella farmacia, indovina dove andavano? Giravano sulla destra, ciupa ciupa, mano piena, questi sono miei. Invece di andare al banco delle medicine, che risolveva il loro problema. Quante volte noi entriamo nella farmacia di Dio, ci dirigiamo verso il lecca lecca e non andiamo al banco delle medicine. E Dio vuole che tu vada al banco delle medicine, perché quando noi viviamo la nostra Pasqua in Cristo, tante cose vengono guarite nel nostro cuore. La guarigione arriva. Questo popolo per 40 anni ha rifiutato la guarigione di Dio. 2 milioni di persone sono partiti dall'Egitto. 2 persone sono arrivate alla terra promessa. Un giorno, quando vedrò Dio faccia a faccia, gli chiederò, Signore, perché quelle 2 persone hanno dovuto girare anche loro per 40 anni? E gli chiederò, Signore, perché Giosuè e Caleb, ma perché hanno dovuto girare 40 anni anche loro nel deserto? Non c'è ancora una risposta, ok? Non ho trovato teologicamente la risposta adeguata, ma un giorno lo chiederò. Però so una cosa, che Dio ha un percorso attraverso la Pasqua, attraverso la nascita di Cristo nel nostro cuore, molto breve per arrivare alla terra promessa. Molto breve per arrivare alla maturità, ma noi facciamo dei giri
attorno al monte Oreb, attorno alla legge di Dio, attorno alla schiavitù, attorno alle tenebre, attorno a tante cose che ancora non ci hanno fatto maturare. E il Signore dice, basta, la tua Pasqua è stata consumata, esci dall'Egitto, vai verso la terra promessa e là io ti darò una terra dove scorre il latte e il miele. È questo che il Signore ha in programma per noi. Questa è la nostra Pasqua. Io vorrei pregare insieme a te. Cristo, la nostra Pasqua, è stata sacrificata. Ci ha fatto passare dalle tenebre alla luce. Ci ha fatto passare dalla morte alla vita. Dalla dipendenza alla provvidenza. Ora sta a noi camminare con Lui. Forse tu sei cristiano da tanto tempo, ma stai dicendo, pastore, non sto vivendo questa libertà, non sto vivendo questa luce, non sto vivendo questa libertà. È proprio il momento di rifare un patto con Dio. È proprio il momento in cui tu puoi dire, Signore, prendimi per mano, aiutami a cacciare fuori dal mio cuore l'Egitto, la nostalgia del mondo, e aiutami a camminare con te fino alla terra promessa, una vita cristiana matura. Voglio pregare insieme a te. Signore nostro Dio, nostro Padre, io sono qua per benedire il tuo nome, perché Signore, in te noi siamo più che vincitori. Noi siamo il tuo popolo. Un tempo, un giorno tu ci hai fatto uscire dai confini del peccato e ci hai detto vieni con me. Aiutaci, Signore, a non lamentarci come si è lamentato il popolo di Israele per 40 anni. Aiutaci a vedere te, Signore, come la nostra stella polare, il nostro nord. E Signore, se c'è qua qualcuno, Signore, che è incatenato ancora al proprio cuore, io ti prego, Signore, di spezzare questa catena stamattina e di lasciare libero il tuo popolo, di camminare con te. Se c'è qualcuno che ancora non ha ricevuto Cristo come personale Salvatore, ti prego, Signore, che possa aprire il suo cuore questa mattina, in questo momento, e che viva, Signore, la vera libertà che fino adesso non è stata vissuta. Se tu hai sentito che la parola di Dio era per te, in questo momento io ti invito a pregare insieme a me e ti invito ad alzarti in piedi dove tu sei. Dai un passo di fede, fai vedere che il tuo Signore è importante per te. Dio ti benedica là dietro. Dio ti benedica, Dio ti benedica. Amen. Amen. Gloria a te, Signore. Amen. Fai questo patto di libertà col Signore. Non permettere che le tue catene spirituali ti tengano stretto nel nome di Gesù, ma che la tua vita sia una vita piena del suo Spirito. Dio si prenderà cura di te. Non ti preoccupare del futuro. Preoccupati oggi di mettere un piede fuori dal peccato e di camminare con Dio in libertà. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio per le persone che stamattina hanno dato un passo di fede per sentirsi liberi, per sentirsi vivi e dipendenti da te. Benedici, Signore, queste scelte. Benedici, Signore, il tuo popolo che sta camminando verso la terra promessa e che adesso, Signore, insieme a te possiamo sperimentare quelle prove e quelle avventure, Signore, che ci fanno capire quanto grande tu sei. Grazie, Signore, per il tuo amore per ciascuno di noi. Benedici il tuo popolo nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Ok, amém, Chiesa? Amém, siamo liberi. Quanto è bello sentire questo messaggio da Pasqua che ha trasformato la nostra vita e questa provvidenza del Signore. È un momento agora di offerta, di decima, è un momento di dimostrare veramente che la mia provvidenza è del Signore. Io mi fido del Signore e è con il Signore. E faremo questo con la gioia, con questa sicurezza che il Signore ci dà. E è quello che faremo. Abbiamo due maialini qua, e la gente mi domanda, pastore, maialini per inserire le monete e l'altro per le banconote? No, maialini è l'opera missionaria che noi facciamo, Venezuela e Siria. Perciò maialino 2 volte all'anno apriamo e inviamo. Questo anno, fine anno, abbiamo raccolto già 2-3 mila euro e già abbiamo inviato. Così maialini è per questo, opera missionaria. E quello che faremo adesso. E gli altri è per le decime, le offerte, la nostra responsabilità, e è questo che faremo adesso. Ok? Possiamo stare in piedi? Cantiamo questo cantico, la corona della vittoria, e cantiamo con la vittoria, con la gioia, con l'allegria, e sapendo che Dio ci ha liberato, e facciamo con questo gioia, ok? 3, 2, 1, via! È lui, va! Gesù, tu preghi per noi, i tuoi angeli hai mandato, da te noi prendiamo forza, la corona hai vinto tu mi aiuti, mi difendi, mio Signore amico sei, e per grazia io respiro, adoro te. La grandezza tua proclamo, al tuo nome mi ginocchio, la paura è andata via, la corona hai vinto tu, la tua gloria riempie il tempio, e potenza su di me, e per grazia io respiro, adoro te. Perché il mondo sia salvato, non conosce la sconfitta, la corona hai vinto tu. Gesù, tu sei il Messia, la salvezza è solo in te, e per grazia io respiro, adoro te.
Grazie che possiamo in questo momento ricordare, celebrare, vivere con questa gioia, Padre. Hai vinto tu. E questa vittoria è per noi. E grazie, Padre, che in Cristo Gesù noi siamo vittoriosi. Grazie, Padre, che siamo liberi, possiamo adorarti, possiamo vivere bene, soddisfatti, Padre, in te. E grazie, Padre, che quando la nostra gioia in te, Padre, tu soddisferai i nostri desideri, perché viviamo in te. Grazie, Padre, per questa vittoria sulla morte. Grazie, Padre, per il perdono dei nostri peccati. Grazie per la purificazione. Grazie, Padre, per quello che tu fai. E oggi stiamo celebrando il tuo nome. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Potete accomodarvi? Avvisi, no? Devo darle aviso? Ok. O próximo aviso é que... Não tinha aviso, não. Próximo sábado será conosco o pastor Wander. Eu penso que qualcuno della Chiesa conosce. Lui è molto conosciuto in Brasília, do Rio de Janeiro. E lui estará parlando com i giovani, ma per tutta la Chiesa. Próximo sábado, alle ore 19, nosso culto de giovani. Lui è un psicologo anche. E sarà con noi qua quello sabato, ok? Alle ore 19. Gli altri avvisi qua, culto di Pasqua oggi, ok? Já passato? Ok, gli altri avvisi quali sono? Ok, ricordando il campeggio dei nostri ragazzi. Tutto bene? Già avete fatto iscrizioni? Ok, sì o no? No, per favore, no. Veloce, ok, a luglio. C'è anche il campeggio dei bambini che sarà a fine giugno. Ci sono delle iscrizioni lì giù, che potete, lì indietro, che potete fare oggi, proprio, ok? Va bene? 24 a 29. Incontro di preghiera presenziale, sempre l'ultima settimana ultimo giovedì di ogni mese. Ok, gli altri avvisi? Ok, prossimo incontro, Pastore Sandro, sarà quando? A aprile sarà un incontro qua, una chiacchierata con Pastore Sandro su tutte le domande bibliche e non solo. Ok, saremo qua? Sarete voi qua? Ok, finito? 1 maggio incontro con tutta la gente della parte musicale, dell'adorazione, di lodi. Ok, tutta la giornata qua. Furio porterà 15 kg di pesce qua che lui deve andare a pescare e lui preparerà con noi qua, ok? E Luciano porterà la picanha, qua faremo a Daniel, vediamo quale sarà o meglio. Ok, 1 maggio incontro con tutta la gente della lode, ok? Se Furio non porta il pesce, mi fate sapere che io vengo qua e uscirò con la sua barca, ok? Va bene, cari, gli altri avvisi? No? Ok, una bella notizia adesso, io sto partendo per il Brasile, ok? Torniamo a maggio, voi sarete liberi qua con Pastore Sandro, lui prenderà cura di voi, questo anziano, ok? Va bene così, grazie a questo periodo, pregate per me e per Assi che saremo lì in questo periodo, torniamo a maggio, ok? Penso che sono questo. Finiamo il culto cantando questa prima musica, ok? E celebrando, adoriamo Nosso Signore e a tutti voi, ciao! In piedi!